Carlo era nato in una piccola città sulle rive di un lago, in una stanza che oggi porta il suo nome. Fin da bambino aveva uno sguardo sereno e profondo, come se il cielo avesse già scelto qualcosa di grande per lui. Crescendo, il suo cuore era pieno di sogni e speranze, ma anche di una profonda attenzione verso ciò che lo circondava. Mandato a studiare lontano, si immerse nei libri e nei doveri, ma la vita cambiò improvvisamente quando apprese che un parente era diventato papa. Da quel giorno il mondo sembrava offrirgli 1000 strade dorate. La sua vita era agiata, con ogni cosa a portata di mano. Ma nonostante ciò, qualcosa dentro di lui rimase inquieto. Un giorno la morte del fratello lo colpì profondamente. Fu come se un velo si squarciasse davanti ai suoi occhi. Vide chiaramente quanto fosse fragile la vita, quanto fossero vane le cose del mondo. Da quel momento il suo cuore cambiò per sempre. Carlo decise di abbandonare i fasti e le comodità per dedicarsi a una vita fatta di preghiera, sacrifici e amore per il prossimo. Ben presto divenne un punto di riferimento per tanti. La sua umiltà e la sua forza interiore erano come un faro in una notte buia. Quando fu chiamato a guidare una grande città, la trovò piena di problemi e difficoltà, ma invece di arrendersi, Carlo si mise subito all'opera. Il suo palazzo, un tempo pieno di lussi, divenne semplice e spoglio. Tutto ciò che possedeva di superfluo lo vendette per aiutare i poveri. Il suo amore per la gente non conosceva confini. Carlo credeva che la chiave per cambiare il mondo fosse formare sacerdoti che potessero essere veri esempi di fede. Per questo creò scuole speciali per loro, perché sapeva che per cambiare la vita delle persone doveva partire da chi li guidava. Ma fu durante un momento terribile che Carlo mostrò il suo vero coraggio. Una peste si diffuse nella sua città, portando con sé dolore e morte. Molti, presi dalla paura, scapparono. Carlo invece tornò in mezzo alla sua gente. Nonostante il pericolo, si avvicinava agli ammalati, li consolava, organizzava soccorsi senza mai pensare a se stesso. I suoi piedi nudi toccavano le strade polverose mentre guidava il popolo in processioni di preghiera, invocando la protezione divina. A ogni passo, Carlo portava con sé la speranza. Quando tutto sembrava perduto, il suo esempio illuminava i cuori. Quando la peste finì, rimase però una grande povertà. Carlo, senza esitazione, donò tutto ciò che gli rimaneva, persino i mobili del suo palazzo, per poter alleviare la sofferenza della sua gente. Non si fermò nemmeno davanti ai debiti, pur di offrire aiuto a chi ne aveva bisogno. Con il tempo, il suo corpo, indebolito da tanti sacrifici, cominciò a cedere. Decise di ritirarsi su un monte per pregare, in cerca di un ultimo momento di pace e silenzio. Il suo cuore, ormai consumato dall'amore per gli altri, si fermò lì, in quella quiete. Ma anche se il suo corpo si spense, il suo spirito continuò a brillare. Il ricordo di Carlo rimase, come un vento leggero che sfiora l'anima, un esempio di amore infinito e di sacrificio puro. Il suo cammino sulla terra si era concluso, ma le sue opere e il suo esempio continuano a vivere nei cuori di chi, ancora oggi, cerca la vera luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.